e hanno capacità professionali di relazioni molto buone, ecco, è una ricchezza da non disperdere. E quindi cominciamo con Loris. Grazie e vediamo se Con c'è Loris, col presidente di Friuli del Mondo, Loris Basso, ecco, chiamiamo ognuno col questo proprio nome. ecco, perfetto, grazie, grazie. Buonasera, buonasera, siamo nel buio, dico già buonasera, buona giornata a tutti e ben rivisti. Abbiamo avuto il piacere, come dicevo prima, di conoscerci già e quindi aver già sgrezzato le formalità. E quindi ringrazio in modo particolare, ripeto, l'Udinese Calcio per averci ospitato in questo bellissimo auditorium, il Dacia Arena presso Meeting Center, presso lo stadio Friuli. Ringrazio innanzitutto il Presidente del Consiglio regionale, per Mauro Zanin, che qui oggi a iniziare a dare inizio ai lavori, poi ci saranno i saluti istituzionali anche del nostro Presidente Fedriga e dell'assessore per Paolo Roberti, che è l'assessore deputato alle lingue minoritarie e ai corregionali all'estero, assessore che di fatto sta finanziando, sta proponendo di continuare a finanziare. Siamo una delle poche regioni in cui c'è l'attenzione della regione nei confronti dei corregionali all'estero. C'è una legge, la 7 del 2002, proprio promulgata appunto per essere vicini a quella che è stata, ma è l'emigrazione della nostra regione. Noi come associazioni, tutte le 7 associazioni che rappresentano i corregionali all'estero, sono sì vicini all'emigrazione del secolo scorso, un'emigrazione dovuta soprattutto alla ricerca di lavoro, come dicevo ieri, soprattutto alla prima emigrazione in America Latina, in Canada, in Australia, in quant'altro, un'emigrazione che poi ha fatto sì che anche le famiglie, una volta stabilizzato il primo emigrato, raggiungessero questi posti lontani in un'avventura alcorché difficile. Oggi noi abbiamo voluto cercare di avvicinare quelli che sono i giovani emigrati, non voglio dire i millennials, ma quelli di questo secolo, quelli che negli ultimi 20 anni si sono recati all'estero per quella che abbiamo definito mobilità professionale, quindi una mobilità liquida, una mobilità che mette a frutto lo studio, l'impegno, e qui ringrazio l'università che è presente, che è sempre vicina a noi come istituzioni, ma anche ai giovani, perché gran parte dei giovani presenti oggi qui sono frutto dell'impegno della nostra Università di Udine, ma anche ovviamente di Trieste. Avremo poi modo durante la giornata, no, Luigi, di sentire le loro proposte e le sinergie che vengono create anche con le nostre istituzioni. Ringrazio ovviamente Luigi Papais, che ovviamente è un consigliere dell'Ente Friuli del Mondo, è il coordinatore di questo progetto, anche perché è uno dei promotori di questo progetto che è stato proposto alla Regione ancora diciamo per il 2020, per gli ovvi motivi lo abbiamo riportato fino ad oggi. E devo ringraziare anche la Vera, Francesca e Christian, che sono i collaboratori dell'Ente Friuli nel Mondo, che ovviamente per l'impegnativo lavoro per far sì di portarvi qui a Udine, io dico capitale del Friuli storico, ma non è stato facile individuarvi, perché adesso io mi rivolgo un attimino all'università, sarà un altro commento che poi faremo. È importante creare un database di questi giovani che si recano al mondo per tracciarli, per sapere cosa fare, per sapere se quello che voi avete speso in 5 anni di formazione poi come è stato messo ai frutto ai nostri ragazzi, che potenzialità gli avete messo a disposizione e quello che loro sono riusciti poi a realizzare. Quindi l'oggetto di questo convegno è individuarli prima di tutto per fare in modo che formino una rete di interlocutori che facciano sistema anche per la nostra regione Friuli Venezia Giulia, per gli imprenditori di questa regione, perché
possono poi attingere a queste potenzialità che si sono perfezionate all'estero per far sì che chi vuole, chi ritiene poi di rientrare in Friuli possa mettere a frutto le loro proposte. Vedo anche di Liva che veramente ha portato 10 anni, no, di lavoro, un frutto di un lavoro lungo che ha cercato di conoscere meglio cosa vi ha portato in questi ultimi 10 anni ad emigrare e magari poi capiamo cosa nelle sue interviste è riuscito a mettere a frutto ed è finalizzato appunto all'obiettivo di questo convegno. Io mi taccio oggi, adesso, poi ritorneremo perché i tempi stringono. Ringrazio ovviamente anche i rappresentanti delle altre associazioni che sono qui presenti e poi avremo modo di conoscerli. Luigino, come procediamo? Eccoci. No, io ho ce l'hai già, di che sì. parlare. Allora, il presidente Federiga non ha potuto essere presente, sapete che ha molti incarichi anche a livello nazionale, si è fatto presente però con un suo messaggio video registrato. La pandemia ha sdoganato, diciamo così, le videoconferenze e ci ha dato un'opportunità di più per incontrarci più spesso ed è questa la modalità con la quale il presidente Federiga ci darà il suo saluto. Mi hanno detto di togliere la mascherina, la regia. Ecco, quindi mandiamo il messaggio del presidente Federiga, al quale seguirà poi l'intervento in persona del presidente Zanin che è qui con noi. Voglio portare i saluti dell'amministrazione regionale per questo convegno riguardo la nuova immigrazione in Europa e nel mondo, che vuole trovare un nuovo modo per riallacciare l'appartenenza, le radici, ma soprattutto la promozione della nostra regione attraverso corregionali che sono andati a vivere all'estero. Stiamo parlando di una nuova immigrazione, un'immigrazione che non avviene più come quella del passato, dove comunità si spostano in altri paesi e quindi si creano dei nuclei compatti, ma singoli individui che decidono di andare a studiare, a lavorare in altri paesi del mondo e che portano comunque con sé una parte importante della nostra regione. Sono contento di questa iniziativa appunto che vuole cercare di mettere insieme questa rete importantissima di rappresentanti della nostra regione sparsi per il mondo, di professionalità, molte volte professionalità che acquisiscono ruoli importanti nella loro attività lavorativa e che possono essere utili alla nostra regione per farla conoscere, per promuoverla e ovviamente viceversa alla nostra regione per loro, affinché possa rappresentare ulteriori opportunità per gli stessi e possa rappresentare un collegamento e un apprezzamento per il territorio dal quale provengono. Quindi la Regione ci ha creduto in questo progetto, ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori e chi in questi anni porterà avanti l'iniziativa. È chiaro che non è un'iniziativa che si svolge e si esaurisce in un convegno, in un incontro, ma un'iniziativa che deve trovare nella quotidianità delle relazioni e nella capacità delle singole persone nei diversi paesi di fare rete motivo di svilupparsi e diventare una cosa sempre più grande. La Regione su questo sarà al fianco degli organizzatori, sarà al fianco di coloro i quali vorranno mettere a disposizione la loro professionalità e la loro capacità di relazione anche nei paesi dove si trovano per dare una mano e far crescere sempre di più la conoscibilità e la possibilità di crescita per la Regione Friuli Venezia Giulia. Al Presidente, perché se lo merita, ha detto delle cose degli apprezzamenti molto sentiti nei nostri confronti. E la prossima settimana il Presidente Federiga sarà alla conferenza Stato-Regioni col CGIE, quindi sarò presente anch'io come CGIE, e proprio per armonizzare il sistema legislativo delle regioni, perché sono regioni che finanziano e altre no, sono le speciali che finanziano e le altre no, e quindi sarà impegnato la prossima settimana, lui e l'assessore Roberti a Roma, proprio per questo tipo di armonizzazione, ma per chiedere soprattutto, e parlo a voi giovani che siete all'estero, per chiedere un miglior funzionamento delle strutture diplomatiche, perché non è possibile aspettare 6 mesi per avere un accesso all'ambasciata o al consolato. Chiudiamo qui. C'è il Presidente Zanin, lui sappia che le associazioni si muoveranno
per chiedere una modifica della legge 7 del 2002, che andava bene nel 2002, ma con un contesto così cambiato, col Big Bang Big Bang della pandemia poi, ecco, va modificata la legge e quindi contiamo sul suo appoggio per un percorso veloce, accelerato di questa modifica della legge. A lei, Presidente, Grazie. o anche a te, se posso darti del Certo, tu. Luigino, ci conosciamo da tanti anni, è un piacere essere qui, insomma, con il Presidente Basso, con i rappresentanti delle altre associazioni, ma specialmente con voi ragazzi. Credo che questo sia uno dei progetti finanziati dall'amministrazione regionale più interessanti per una serie di motivi. Il primo perché vede tutte le associazioni che si occupano di corregionali all'estero della nostra regione lavorare insieme, quindi questo è un progetto di coordinamento e di condivisione rispetto a un obiettivo che tutte le associazioni hanno, che è quello di sostenere, informare, aiutare i nostri corregionali che per un motivo o per l'altro vivono, lavorano all'estero. E l'altro perché possiamo dire è uno degli esempi, insieme ad altri, tra l'altro, della migrazione 4.0, potremmo dire, cioè di un importante cambio di paradigma che le associazioni hanno avuto e che hanno in qualche modo saputo interpretare la nuova migrazione. Quindi, voglio dire, un progresso che, partendo dalla funzione costitutiva delle associazioni, che era quella, insomma, in qualche modo di mantenere un legame tra la patria friulana o giuliana, ecco, della nostra regione, con coloro che per bisogno erano dovuti andare via e che quando partivano era per sempre molte volte, cioè lasciavano il Friuli Venezia Giulia, andavano in Argentina, in Brasile piuttosto che in Australia e lì già si sapeva che difficilmente sarebbero rientrati. E quindi in questo l'attività meritoria delle associazioni era quella in qualche modo di fargli sentire la presenza attraverso l'informazione, attraverso la stampa, attraverso le visite che le associazioni facevano sul posto e che insomma in qualche modo poi col tempo hanno anche poi si sono sviluppate su una serie di interrelazioni, perché poi insomma le condizioni economiche di chi era migrato sono cresciute e si è in qualche modo riattivato anche un canale in ingresso da quei paesi verso il Friuli Venezia Giulia. Oggi è un'altra, cioè la globalizzazione, che tra l'altro viene un po' messa in crisi da questa pandemia, ha diciamo così, ridotto i tempi e ridotto le distanze, quindi non è più un problema voglio dire, geografico, diventa un problema di relazione. E la migrazione, mentre una volta era quasi per sempre, erano rari, comunque abbastanza rari i casi di chi migrava e rientrava, oggi dobbiamo immaginare invece una mobilità delle competenze che fanno sì che diciamo così, un ragazzo dal Friuli Venezia Giulia vada a lavorare in Cina piuttosto. E questo lo registriamo, lo dico al Presidente Basso, sul fatto che gli ultimi focolars che noi abbiamo inaugurato sono stati proprio fondati da giovani imprenditori professionisti che hanno lasciato la nostra regione e sono andati a lavorare, non so, penso quello di Shanghai, penso quello di Malta, quindi proprio ecco E devo dire che in questa mutazione è cambiata anche la funzione, diciamo così, delle associazioni, che come è stato detto devono diventare, diciamo così, in una logica anglosassone, quasi, voglio dire, una rete lobbistica che attraverso l'affermazione di questi professionisti nei paesi che li ospitano, perché sono molte volte professionisti di altissima qualità, quindi sono classe dirigente, insomma, anche nei paesi che li ospitano. Bisogna creare questa serie, diciamo, di lobbying che non è, insomma, nell'uso anglosassone, quindi la lobby è una cosa positiva, insomma, ecco. Tra l'altro tutte le istituzioni, diciamo così, intergovernative funzionano con le lobby, dalla Comunità Europea al Parlamento, l'ONU, insomma, hanno una funzione lobbistica, che vuol dire,
diciamo, fare in modo che le opportunità che nascono nei paesi che vi ospitano siano opportunità che in qualche modo possono essere integrate con la struttura socio-economica della nostra regione, cioè una funzione, voglio dire, di osmosi tra il Friuli Venezia Giulia e i paesi che vi ospitano. E questo devo dire che le associazioni hanno fatto questo salto di qualità, e credo che, insomma, se le associazioni insieme alla Regione sono coloro che devono organizzare in qualche modo questa rete, è chiaro che i nodi di questa rete siete voi. E quindi credo che sia, insomma, ecco, molto importante l'iniziativa di oggi, che consente da una parte di diciamo, rilanciare questa idea diciamo così, di una serie di associazioni di correlazioni all'estero che si organizzano in questa funzione di lobby a favore della regione Friuli Venezia Giulia, ma dall'altra parte anche a mettervi in relazione tra di voi, cioè a creare quel networking tra voi che siete magari in tutte le parti del mondo, ma che questo vi consente anche, diciamo così, di condividere competenze ed esperienze che se vengono messe a sistema credo che possono essere anche, diciamo così, utili da parte vostra per il vostro lavoro, per la vita che state svolgendo nei paesi che vi stanno ospitando. Noi crediamo come Regione, noi siamo disponibili in qualche modo sicuramente ad interpretare questo cambiamento anche a livello legislativo, questo sarà indubbio, anche sul sostegno di progettualità di questo tipo, perché per noi questo diventa, parlo dal punto di vista adesso della nostra regione, un vantaggio competitivo. È stato ricordato che per anni le regioni Friuli Venezia Giulia insieme ad altre speciali hanno investito sull'organizzazione dei correligionari all'estero, cosa che altre regioni non hanno fatto, e che se noi la pensiamo in questo nuovo modo, il 4.0, diventa un vantaggio competitivo per chi ce l'ha rispetto a chi non ce l'ha. Se riusciamo a organizzarla in questo modo, sicuramente la difesa dell'identità, della lingua, delle tradizioni, ma anche dall'altra parte, diciamo così, un nuovo modello economico-sociale che consenta di essere un'opportunità per voi che siete via e per noi. Molti parlano di questa cosa, fuga dei cervelli, cioè io non sono mai stato dobbiamo bloccare le occasioni. Questo è un ragionamento che pecca un po' di provincialismo, cioè in questo mondo globalizzato, cioè noi non possiamo ragionare, diciamo così, in un'ottica di proibizionismo, di limitazione, cioè noi dobbiamo essere sul campo, e io dico, è bene che i nostri giovani siano attratti, diciamo così, da realtà diverse che li mettono di fronte a sfide diverse, anche, diciamo così, sfide planetarie. L'importante è che anche la nostra regione sia attrattiva rispetto, diciamo, ad altre persone, magari di altri paesi che vengono a studiare o a lavorare in Friuli Venezia Giulia, o i nostri, se sono via e hanno le occasioni, possono ritornare. Cioè, la competizione deve essere fatta su elevare il livello dell'offerta della nostra regione in termini di skill alti, di alte professionalità, e fare in modo che questo possa essere, diciamo così, a servizio dei nostri concittadini, ma anche di chi viene da fuori, così come da altri paesi. Per voi alcune occasioni sono andare a studiare, a lavorare in altri paesi. Cioè, ecco, noi dobbiamo essere sulla competizione, non possiamo diciamo, sfuggire alla competizione, cioè abbandonare la competizione mettendo dei vincoli, lacciuoli legislativi, eccetera. Noi dobbiamo su questo realmente avere una politica fortemente liberale, perché da questa nasce la competizione sana e nasce anche la sfida che la nostra regione ha, e credo che possa vincere nei confronti anche di paesi voglio dire molto molto più strutturati del nostro, no? Noi comunque abbiamo delle eccellenze nel campo della ricerca, anche della manifattura, della logistica, insomma ci sono alcune realtà. Ecco, dobbiamo farlo creando in qualche modo questa, diciamo, trasformando questa situazione in una opportunità. E dico questo ancor più, raccogliendo quello che diceva Luigino, dove ritengo che il nostro sistema delle ambasciate, no? Cioè sia invece rimasto ancora l'ambasciata 1.0, voglio dire, cioè quello che era forse il focolare di 10-20 anni fa, cioè fare solo un'azione burocratica, e le azioni di promozione commerciale sono molte volte fini a se stesse, autoreferenziali. Ne ho partecipato ad alcune, si mettono 4 o 5 imprenditori, ma poi finita
diciamo così, il buffet lì, finito il momento, no, ricreativo, tutto finisce, insomma, anche il sistema delle camere di commercio italo-straniere, c'è tutto un sistema che io ho visitato, perché grazie ai focolars ho avuto la possibilità prima del Covid di andare in Australia, di andare in Argentina, di andare a Malta, lì abbiamo sempre incontrato l'ambasciatore. Però dico, è difficile. Sì, ecco, non abbiamo mai riscontrato, pur nella nostra disponibilità come ente regione, ha detto guarda, noi mettiamo a disposizione, facciamo, o poi facevamo noi da soli qualcosa e abbiamo fatto, oppure da quella parte avevamo, ecco, io credo che se questa è una debolezza, come credo sia una debolezza, noi abbiamo l'opportunità di invece sfruttarla come vantaggio competitivo nel momento in cui creiamo questa rete agganciata fortemente con la nostra regione, attraverso le associazioni, attraverso voi, e in questo modo, diciamo così, supplire a quel ruolo che invece molte volte le ambasciate hanno solo dal punto di vista burocratico. Ecco, quindi credo che io sono molto contento di essere qui con voi, credo che ci sia molta potenzialità su questo, credo alla circolazione dei cervelli, delle idee, credo alla contaminazione reciproca, credo che questo ruolo che si stanno disegnando le associazioni dei correggioni all'estero, ecco, sia un ruolo che nei prossimi anni, se riusciamo a gestirlo in questo modo, diventerà veramente strategico e sarà una delle componenti dello sviluppo e anche del progresso, non solo vostro all'estero, ma anche della nostra regione nei confronti dei vostri paesi, e quindi potrebbe essere realmente uno degli elementi fondamentali su cui ricostruire o comunque costruire il Friuli post pandemia, perché sarà diverso da quello che avevamo alle spalle prima di questa pandemia, dove insomma c'è tanto da fare, dove credo che sicuramente una cosa importante sarà quella di saper confrontarsi con tutte le comunità del mondo, specialmente con quelle più avanzate dove voi insomma state operando. Quindi grazie e buon lavoro e grazie di questo invito. Grazie Presidente, ma grazie soprattutto per aver testimoniato la vicinanza della nostra regione ai corregionali all'estero. Tu come hai avuto modo più volte di conoscere andando in giro, perché è importante quello che ci sta mancando in questi ultimi 2 anni, il rapporto umano, no? Quindi andare in giro all'estero per capire come i nostri corregionali si sono integrati nei territori dove ovviamente hanno ritenuto scegliere per la loro attività professionale. Ma quello che manca, come hai ben notato, sono sicuramente, come emergerà dal convegno, come ho potuto modo anche ieri sera di constatare, anche sabato scorso con un collegamento Zoom con tutti, c'è un lavoro che è partito da molto tempo, anche con un congresso che è stato fatto a Bruxelles 15 giorni fa, quindi è un lavoro preparatorio per far sì che questi testimonial delle giovani, dell'emigrazione, della nuova emigrazione europea in questo caso, è importante individuare, avere dei testimonial, avere dei collegamenti, ma soprattutto è importante, e testimonia oggi la tua presenza qui oggi a questo convegno, per far rete, per far sistema, perché la nostra regione potrà crescere ancora come sta crescendo, ma solamente se continua a mantenere questi rapporti con questi corregionali, con questi professionisti, perché possono sicuramente far sistema come la regione, e solamente se abbiamo una regione presente come quella nostra riesce a mantenere questi collegamenti per crescere tutti assieme. Quindi di nuovo ringrazio te, ma ringrazio anche i giovani che hanno voluto dedicare il loro tempo per essere qui oggi. E questo faremo in modo che questo progetto continui nel tempo, sicuramente, perché oggi stiamo seminando qualcosa, stiamo iniziando a tessere quella rete che sarà importante per la nostra economia, per i nostri imprenditori, per l'università, ma soprattutto per la nostra regione. Grazie di nuovo, Presidente. Riprendiamo i nostri lavori. C'era prevista una introduzione che in parte salterò, diciamo così, perché è già oggetto di quello che è stato detto e non dobbiamo ripeterci, però alcune cose le devo dire.
Per far fronte alla crisi dell'associazionismo, di tutto l'associazionismo, compreso quello di emigrazione, che in Europa è piuttosto marcata questa crisi, rispetto a dove abbiamo altre associazioni nel resto del mondo, occorre innanzitutto una alleanza intergenerazionale, un continuo adeguamento organizzativo e tecnologico, la capacità di attivarsi per collaborare in rete. Nessuna realtà sociale può sopravvivere se non si rigenera in modo costante. Occorre coniugare il dato dell'esperienza delle generazioni adulte con la propensione dei giovani che hanno a connettersi tra pari età, per di più con una padronanza delle tecnologie, ma anche dei codici di linguaggio che sono propri dei coetanei di ogni generazione e che fanno la differenza. Se sapremo assumere questi aspetti e valorizzarli, renderemo le nostre associazioni ancora vitali per un altro lungo periodo. Se le respingeremo, se ci chiuderemo nel passato, magari con qualche beneficio che ci viene dato dalle leggi di settore, saremo destinati all'esaurimento, perché solo il cambiamento significa vitalità. Uno dei segnali più evidenti della crisi di una organizzazione è l'indifferenza e l'ignoranza delle nuove soluzioni tecnologiche, che poi in certi casi non sono neppure tanto nuove. Essere fuori dal tempo significa avere il tempo contato. Anche la presenza di un associazionismo di migrazione regionale nutrito e plurale richiede l'esigenza di collaborare anche in modi inediti, di porsi in relazione e di proporsi senza resistenze, a condividere l'approccio, l'interesse e la disponibilità che sono la base delle partnership di ogni forma di collaborazione. Sarà dunque nostro compito come enti e come persone l'essere generosi nel collaborare assieme, onestamente e lealmente, piuttosto che correre in solitaria, preferendo invece fare un lungo percorso assieme agli altri. La rete, dunque, è una forza da non trascurare. È stato detto che la nostra regione è vicina a noi, lo ha detto il Presidente Fedriga e lo ha ripetuto il Presidente Zanin, come pure abbiamo appreso che la legge del 2002 è ormai da modificare. Faccio presente che la nostra regione è stata quella che ha fatto la prima legge sull'emigrazione nel 70, quindi diciamo così abbiamo le carte in regola da questo punto di vista. E nel corso della giornata si collegherà con noi anche l'assessore autonomie locali all'immigrazione, immigrazione e sicurezza Pierpaolo Roberti, col quale ci troviamo spesso per interloquire e che non manca mai ai nostri appuntamenti quando i suoi impegni glielo consentono. Comprenderemo come la mission che ci ha affidato la Regione è quella di mantenere un collegamento con le proprie radici da parte dei corregionali all'estero e di promuovere l'internazionalizzazione della nostra Regione, che stante la posizione geografica in cui si trova, ora al centro d'Europa, dopo essere stata sentinella tra blocchi politici e militari contrapposti, ora riveste un ruolo assai foriero di futuri sviluppi. A Bruxelles abbiamo parlato della cornice italiana nella quale ci collochiamo, evidentemente, la cornice italiana. Qui invece parleremo della nostra regione, dei dati e delle altre, diciamo così, questioni che riguardano la nostra regione. A conferma di quello che dicevo prima della crisi dell'associazionismo, se noi abbiamo dai 140 ai 150.000 corregionali iscritti all'AIRE con passaporto passaporto italiano, dobbiamo interrogarci quanti di questi sono nelle associazioni. Sono molto pochi rispetto al grande numero, al grande bacino. 4.000 residenti nel Regno Unito, quanti frequentano le associazioni che sono nel Regno Unito? I 2.000 in Germania, i 2.000 in Svizzera, 1.800, ma comunque sappiamo che il numero dell'AIRE è sempre inferiore a quello, diciamo così, realmente presente in quel paese. Ecco, quindi questo ci deve interrogare profondamente. Non possiamo essere autoreferenziali, dobbiamo aprirci e rintracciare le persone che magari non sanno neanche dell'esistenza delle associazioni
oppure quando sono andati via non immaginavano di avere la necessità di collegarsi e tempo col tempo avranno capito l'utilità. Ecco, è un compito non facile, richiede molto impegno da parte delle associazioni. Noi di Friuli nel Mondo capofila abbiamo dedicato tempo, lo ha dedicato il nostro personale, l'ha detto prima il Presidente, chiediamo che tutte le associazioni si impegnino in ugual misura e allora otterremo un risultato. Quando parliamo di promozione della regione abbiamo ben presente che il fatto che la nostra regione è composita, che ha varie espressioni geografiche e linguistiche, compresa quella slovena, ecco, e anche una parte di territorio tedescofono, per cui questa è la realtà nella quale ci muoviamo, che è composita. Ecco. Naturalmente quando parliamo di promozione vuol dire promuovere l'arte, la cultura, il turismo, l'enogastronomia, tutto il sistema regione, e abbiamo anche parlato nelle nostre videoconferenze di cos'è il Mittelfest e di cos'è Gorizia Capitale della Cultura 2025 trasfrontaliera con Nova Gorica, per diciamo così, capire come voi potreste essere gli alfieri, non dico gli ambasciatori, perché sennò gli ambasciatori, quello con la piuma sul cappello, diceva prima il Presidente Zanin, si arrabbiano. Alfieri, promotori di queste iniziative, suggerire ad esempio al Mittelfest quali spettacoli che vedete nelle vostre realtà potrebbero far parte del calendario del Mittelfest nei prossimi anni. Naturalmente c'è lo scambio di conoscenze e di esperienze che le nostre università stanno valorizzando, e poi nel pomeriggio, prima ancora il professor Zaccomer avrà modo così di avviare questa discussione con diciamo, il mondo accademico. Sappiamo che in Europa va l'80% dell'emigrazione, per cui il fatto che le nostre associazioni siano così sguarnite in Europa per la volatilità, per la facilità con cui i giovani cambiano residenza, ma deve interrogare questi giovani, queste persone che abbiamo conosciuto così valide, così esperte, così brave anche nel fare sintesi, perché noi parliamo tanto e loro invece focalizzano subito ciò che intendono dire. Allora dico, dobbiamo vedere cosa fare per rivitalizzare la rete che tiene collegati i nostri corregionali in Europa. Questa è un'angoscia che dovrebbe colpire un po' tutti quelli che si occupano di emigrazione, confidando anche nel rientro di molti emigranti il più possibile per poter travasare qui quello che hanno appreso altrove. Ecco. Allora, abbiamo visto l'utilità delle videoconferenze, ecco, di questa nuova frontiera che abbiamo scoperto. Scopriremo che anche lo smart working è una nuova esperienza che potrebbe trattenere in patria qualcuno, oppure parte del tempo in patria e parte del tempo all'estero. Anche questa è una novità che 2 anni fa non avremmo avuto. Il Presidente Basso ha già parlato di quelli che sono i docenti qui dell'università, quindi salto di pari passo per guadagnare tempo, ecco, però saranno presentati prima di ogni intervento. Naturalmente il nostro grande interesse è per il dibattito del pomeriggio, perché dopo aver ascoltato anche i rappresentanti delle associazioni che partecipano al progetto, sarà compito vostro, ecco, di farci capire le motivazioni che vi hanno indotto a emigrare, quali associazioni conoscete ed eventualmente la distanza tra dove vivete ed esse esistono, come voi considerate il connubio global, di cui ha fatto cenno il Presidente Zanin, qual è il vostro grado di attaccamento alle varie culture presenti nel nostro territorio. Ci piacerebbe sapere cosa pensate per promuovere il sistema integrato della conoscenza della nostra regione, laddove voi vivete. Cosa pensate di una rete di collegamento virtuale che, lo ribadisco, prima tende a portarvi nelle associazioni di riferimento, ma anche a mantenere la rete come ulteriore strumento, ecco, e possibilmente farle funzionare entrambe, no, non è vero, a vostra scelta. Volevo anche far presente qui alle autorità che ci sono qui 2 giovani dell'Argentina e uno del Venezuela che hanno partecipato a un corso del MIB di Trieste, un'altra istituzione che opera, diciamo così,
nel mantenimento delle radici, ecco, con la terra di partenza, e questi giovani potrebbero essere dei candidati a venire a lavorare in Europa. Ed sarà utile sentire nel dibattito come ci vedono e noi come li vediamo loro. Allora, concludo sul serio. Ringrazio della vostra presenza, della presenza tutti coloro che sono qui. Ecco, e facciamo affidamento sulla continuità di questo progetto sia in persona che in remoto nel futuro. Ecco, e ringrazio le persone, nuovamente le persone che hanno lavorato per ottenere questa giornata odierna, in primis l'amministrazione regionale che lo ha finanziato, ecco, il personale dell'Ente Friuli del Mondo l'ho già detto, i giovani che vi sono fatti portavoce dell'iniziativa, l'Udinese SPA che ci accoglie qui in questa dignitosissima e bellissima sede. Ecco, ringrazio anche quelli che sono intervenuti a Bruxelles, che sono collegati in videoconferenza, e quindi mi sono solo affacciato allo stadio perché dovevo curare alcuni aspetti organizzativi, ma mi è bastato per leggere una scritta. La passione è la nostra forza, lo dice l'Udinese, lo diciamo anche noi delle associazioni di immigrazione. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Luigino, io devo ringraziare che sono tantissimi collegati oggi e stanno sia su Zoom ma anche sulla pagina Facebook, in modo particolare due giovani che tu hai avuto modo di conoscere a Bruxelles, che è Giacomo, che è collegato da Budapest, e la Clarissa da Liegi. Li salutiamo, non sono potuti essere oggi assieme a noi, ma hanno seguito i lavori già a Bruxelles 15 giorni fa, quindi li ringrazio in modo particolare. Ci sono delle difficoltà. Ecco, ci lascia il Presidente, lo salutiamo di nuovo con un applauso, arrivederci. Ecco, e sarò molto attento a quello che mi riferiranno sulle vostre esperienze, perché insomma sono curioso di sapere, mi sarà riportato le motivazioni che vi hanno spinto e anche, voglio dire, la disponibilità che avrete a dare una mano alla nostra regione, perché è mia e vostra, e quindi se la nostra regione cresce, cresciamo tutti, cresce la nostra comunità. Io credo molto in voi, quindi buon lavoro e vi seguiremo. Grazie ancora. Ciao. Bene, allora la professoressa Bombi rappresenta in questo momento il rettore dell'università che era invitato, e abbiamo già sottolineato l'importanza del coinvolgimento dell'università e delle università in questo discorso che stiamo facendo. Pertanto la professoressa Bombi, che nel pomeriggio terrà la sua relazione, per un breve momento adesso porterà il saluto del rettore, il professor Pinton. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi. Io ho il piacere e l'onore soprattutto di portare i saluti del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, il professor Roberto Pinton, che oggi purtroppo non è qui con noi per altri impegni precedentemente fissati. Mi ha chiesto di portare i saluti di tutto l'Ateneo, del rettore, e anche i saluti miei personali. Io sono Raffaella Bombi e mi occupo di linguistica e lavoro da tempo in parallelo con l'Ente Friuli del Mondo per una iniziativa di cui vi parleremo poi nel pomeriggio. L'Università di Udine vede con grande attenzione e da tempo affianca l'Ente Friuli del Mondo in particolare per lavori sia di ricerca che di formazione sul friulano e sui corregionali nel mondo in particolare. L'attenzione per ora è concentrata proprio sui corregionali nel mondo. Oggi si apre un nuovissimo progetto, e qui io ringrazio prima di tutto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che è sempre vicina a queste iniziative. Naturalmente ringrazio il dottor Papais, il coordinatore, l'ideatore di questo bellissimo e credo strategico percorso che oggi avviamo. Ringrazio il Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, con cui collaboreremo in futuro per altre belle iniziative.
e i temi che oggi sono stati toccati, le parole chiave. Io sono una linguista, sono state dette alcune parole chiave. La prima parola chiave è incontrare e coinvolgere. Incontrare e coinvolgere le comunità per creare, fare rete, fare sistema con loro per obiettivi che possono essere più svariati, da quelli imprenditoriali ma anche da quelli culturali. L'Università di Udine è vicina a questa iniziativa e per qualsiasi cosa noi ci siamo. Quindi io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e un saluto a tutti i giovani qui oggi con noi. Grazie. Ringraziamo attraverso lei il magnifico rettore, professor Pinton, e cominciamo subito con il primo relatore di questa mattina, il professor Gianpietro Giacomer, che però si firma così, ma il suo nome è francese, no professore? A testimonianza che l'emigrazione è veramente una serie di andate e di ritorni. Ecco, lui ci parlerà adesso della sua prima pubblicazione che avete ricevuto, che è quella della nuova immigrazione, però anche con dei dati aggiornati ad oggi post pandemia. Ecco, buongiorno a tutti. Io farò un intervento di carattere molto generale perché apro le danze, ma soprattutto perché penso, quindi non vi farò il classico intervento sui cicli migratori e quant'altro, perché ormai, come è stato detto, la pandemia ha cambiato parecchio. Non dico che ha cambiato tutto, perché io non sono di quelli convinti che finita la pandemia tutto tornerà sarà tutto diverso da prima. Secondo me tante cose saranno uguali a prima e altre saranno diverse, tra cui abbiamo detto lo smart working. Ieri ho fatto un convegno sul commercio elettronico. Il commercio elettronico era già un fenomeno in crescita, ma con la pandemia insomma, è esploso. Chiederei alla regia di mandarmi le slide, perché io da tecnico non sono abituato a parlarmi addosso, preferisco agganciarmi alla cruda realtà dei numeri. Ecco, infatti oggi io concentrerò l'attenzione sulla propensione delle altre professionalità, poi vado a definire che cosa intendo, e ovviamente la propensione ad espatriare prima e durante la pandemia. Vediamo se funziona il telecomando. Ecco, quindi i miei obiettivi in questo intervento saranno prima di tutto di dare una definizione velocissima di che cosa andiamo a misurare. In realtà le parole che sono state dette, le parole chiave, come ha detto la professoressa Bombi, mi aiutano già, sfondano una porta già aperta. Inoltre, grazie sempre alla Regione e a Federconsumatori, abbiamo fatto un'indagine, 4 indagini con SVG che abbiamo presentato a settembre, quindi roba abbastanza fresca per dirci, e vi darò un piccolo quadro della situazione, cioè cosa è successo in Friuli Venezia Giulia secondo i cittadini del Friuli Venezia Giulia nel 2020, in modo poi da andare a collocare quello che vi dirò in termini di propensione all'espatrio prima e durante la pandemia. Durante parlo del 2020 perché i dati del 2021 li potrò analizzare penso da gennaio. E poi c'è l'ultima domanda che in realtà è un po' provocatoria, perché ovviamente io non ci credo. Siamo veramente di fronte ad un'inversione di tendenza, perché su molti giornali è stato detto che gli italiani vogliono tornare grazie anche ai fondi che saranno messi a disposizione dell'Europa. Ecco, vi farò una breve riflessione, poi ognuno di voi potrà darmi una risposta diversa, anche perché voi siete i diretti interessati, quindi in qualche momento io sto parlando di una cosa che coinvolge voi, che ha coinvolto in modo inverso me, nel senso che io sono nato all'estero da madre francese, nato in Svizzera e sono stato riportato in Friuli Venezia Giulia, devo dire contro la mia volontà, allora, che però ero piccolo. Però. Ok, allora iniziamo, parleremo, allora, è già stato detto che la brain circulation sostanzialmente ormai fa parte della realtà europea, cioè la circolazione dei cervelli. Ho dimenticato di dire che io farò ovviamente un intervento di carattere generale, ma già finalizzato a quello che è la novità un po' di questo secolo, cioè la fuga di giovani comunque con altre preparazioni. Diciamo che le persone ormai, i giovani soprattutto, si spostano alla ricerca di opportunità o di migliori opportunità, perché non è detto che vadano per forza a cercare il primo lavoro all'estero, potevano averne uno qui e non erano contenti, e diciamo che nel medio-lungo periodo i due flussi tra l'entrata e l'uscita dovrebbero compensarsi. Questa sarebbe la situazione normale, quella positiva di brain circulation. Quando c'è invece un perdurare,
quindi uno sbilanciamento di un flusso a favore dell'altro, ovviamente per diversi motivi, che sono anche quella, ad esempio, della mancata attrattività, come è già stato detto, si crea o un fenomeno di brain drain, cioè il fenomeno di drenaggio di cervelli, che guardate caso in italiano, la linguista qua la chiamo in causa, è stato tradotto non come drenaggio di cervelli, ma come fuga di cervelli, cioè proprio per dare l'impressione che dall'Italia si scappa, appunto. Quindi io non apro questa cosa, era solo per segnalare questa cosa dal punto di vista linguistico, visto che ha detto che le parole sono importanti. Okay? Invece ovviamente dall'altra parte abbiamo un brain gain e sono le situazioni tipicamente anglosassoni. Ok. Detto questo, però, è facile dire brain, come io dico scherzosamente, tutti ce l'abbiamo, ma che c'è chi lo usa di più e chi lo usa di meno. Allora, vi dico solo che gli studi, anche fino al primo decennio di questo secolo, si sono soprattutto concentrati sui cervelli definiti come ricercatori, cioè coloro che vivono di ricerca. Però c'è un problema dal punto di vista statistico. Io che ho una formazione economica statistica, quindi sono molto sensibile a cosa vado a misurare prima di parlare del fenomeno. Nel senso che l'AIRE è difficile seguire queste persone. Per darvi un esempio, non c'è solo il problema della sottostima, poi quando, sapete benissimo sui giornali, quando c'è stata la Brexit, tra il dato dell'AIRE e il dato del governo inglese c'era una differenza. Ok, quello sì. Dicevo, il problema è che fino a qualche anno fa non si poteva neanche dichiarare un titolo superiore alla laurea, cioè il dottorato ad esempio, o il master, non erano... il master ovviamente post laurea specialisti non erano compresi, quindi era tutto un'unica minestra. I ricercatori ovviamente sono in quella fascia generalmente di persone che hanno il dottorato, perché ormai è condizione sine qua non in tutta Europa, tanto è vero che voi sapete, qualcuno di voi, io conosco i miei colleghi del Malignani che poi sono diventati ingegneri, che sono di là, e gli rode non essere chiamati dottori, perché voi sapete che in gran parte del paese all'estero il titolo si dà solo se avete il PhD, non se avete la laurea. Dicevo, più recentemente, qua dopo riprendo e vi faccio anche queste comparazioni, rispetto all'ultima crisi, non quella pandemica, quella del 2009, che è stata generata nel 2007, sapete, del subprime, quindi dal tipo finanziario americano, ha fatto esplodere il fenomeno e in quel momento ci si è resi conto, anche per il fatto che gli studi che erano presenti in letteratura coinvolgevano solo i ricercatori, non si poteva ricorrere all'AIRE, cosa si faceva? Si ricorreva ai network dei ricercatori, ma i network dei ricercatori erano soprattutto delle scienze dure, quindi matematici, fisici e altre discipline, per cui si tralasciava fuori ad esempio tutti i ricercatori delle scienze sociali o quelle diciamo in ambito più squisitamente culturale, di cui gli italiani, devo dire, sono piuttosto forti. Quindi si è cominciato a definire non più cervello il ricercatore, ma cervello semplicemente chi è dotato di un'alta professionalità, in questo modo colui che è laureato, che risulta anche più facilmente rilevabile, misurabile dal punto di vista statistico. Ed è per questo che faccio vedere subito un grafico che è uscito agli inizi di quest'anno sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza. È in ritardo l'Istat sulle pubblicazioni per effetto della pandemia. Allora, qui abbiamo in realtà due grafici uno sopra l'altro, per cui abbiamo i valori assoluti, che li vedete, sì, è giusto, non è ribaltato, sì, ok, lo vedete quindi sulla sinistra. Invece i valori relativi, cioè il tasso e la percentuale di laureati, lo trovate invece sulla destra. Allora, vedete che si va dalla serie storica dal 2010 al 2019, purtroppo l'Istat è in ritardo, quindi pubblica i dati del 2019 all'inizio del 2021, ma quello che è evidente è i maschi sono in verde, le femmine in rosso, l'aumento delle persone di oltre i 25 anni che diciamo, si trasferiscono all'estero. Oltre all'aumento, diciamo in termini assoluti, vedete che c'è anche l'aumento del tasso, quindi la percentuale di laureati.
Non è una cosa nuova che le femmine sono più elevate dei maschi, perché generalmente anche ieri è stato usciti i nuovi dati dell'Istat, è stato di nuovo detto che appunto le femmine presentano un tasso appunto di istruzione mediamente più elevato dei maschi. Però quello che vedete è che c'è scritto anche sotto 1 su 3, quindi il tasso circa del 33%, 1 su 3 delle persone che hanno più di 25 anni possiede almeno la laurea, cioè significa la laurea o eventualmente anche il dottorato o un master. Quindi vedete dal 2000 al 2019 cresce non solo dal punto di vista assoluto, ma anche dal punto di vista relativo, quindi dal punto di vista del tasso dei laureati, l'andamento delle persone che si trasferiscono all'estero dal nostro paese. È ovvio che dal 2019 in poi non abbiamo i dati, perché l'Istat non ha detto, però diciamo se guardiamo... lo vediamo dopo, c'era un piccolo inciso che volevo fare, perché qualcuno mi ha detto che tutto sommato, ma questo, vabbè, è normale che le persone laureate vanno all'estero, non vedo il grosso problema, anzi c'è stato un ministro che ha fatto un'uscita non proprio felice dicendo così ce li togliamo dalle scatole, per così usare un eufemismo. Non è stato molto felice perché qual è la situazione italiana? E se noi andiamo a guardare i dati Eurostat, questi sono il 2020, la media rispetto alla percentuale di popolazione tra i 25 e i 34 laureati, l'Italia si trova al penultimo posto davanti solo alla Romania. Se guardate i dati OCSE, voi vedete che addirittura siamo sempre nelle ultime posizioni e pochi anni fa siamo stati superati anche dalla Turchia, che in questo momento le università in Turchia non è che se la vedano benissimo col tipo di sistema repressivo che c'è. Quindi voglio dire, in questo caso piove sul bagnato. Io sono anche, ma qui ho l'appoggio del professor Coppola, che è un informatico che adesso è giù a Roma, come diciamo da informazioni dal punto di vista al governo, quindi a Colao. I nostri colleghi di informatica sono scatenati pensando che loro producono brave persone perché trovano tutti lavoro. In realtà il problema è che se andiamo a guardare il DESI, il Digital Economy and Society Index, e vediamo il lato dell'istruzione, le persone che hanno laurea di carattere scientifico, quindi informatico piuttosto ingegneristico, anche gestionale, sono molto molto poche. Quindi è chiaro che trovano lavoro, perché sono molto molto poche, quindi non è solo effetto del fatto che l'università sicuramente, Udine comunque punta sulla qualità, anche perché non è un mega ateneo, quindi un rapporto col docente forse anche più facilitato, ma è anche vero che c'è poca concorrenza dal punto di vista dei laureati, cioè del numero. Ecco, grazie. Come dicevo prima, ho cercato, vediamo, eccolo qui. Ho cercato dei dati a livello regionale. I dati la percentuale dei laureati non è disponibile online. Li ho chiesti all'Istat Trieste, me li hanno dati l'anno scorso, avevo chiesto adesso ma non mi hanno dato l'aggiornamento in tempo utile, me li daranno. Però vedete che dal 2009 al 2018 il tasso dei laureati delle persone che sono uscite dal Friuli Venezia Giulia si passa dall'11 al 25. Siamo forse un peletto sotto dal 33, ma comunque siamo allineati. È soprattutto impressionante che negli ultimi 9 anni il tasso si sia più che raddoppiato, quindi il fenomeno c'è, è macroscopico, non è neanche casuale, perché guardate i numeri, sì, qualche oscillazione ce l'hanno, ma sostanzialmente crescente. Allora, io ho detto, io non ho dati dal 2019 in poi, perché l'Istat li ha pubblicati adesso, il 21, quindi però che tipo di considerazione faccio? Sono andati a prendere i rapporti degli italiani nel mondo, di cui dopo si parlerà, quindi non voglio, però guardate, ho preso gli ultimi 4 rapporti, 18 all'1-1, 18, 19, 20, 21, e ho guardato per il Friuli Venezia Giulia il numero di iscritti all'AIRE che, come vedete, aumenta nonostante la pandemia e aumenta anche l'incidenza sulla popolazione. Quindi mi è difficile pensare che se c'è l'aumento comunque in generale della popolazione ci sia un'inversione di tendenza che per i laureati. Aspetteremo i dati, però è difficile, ok? Questa è un'ipotesi, diciamo. Allora, come dicevo, non ho voluto fare un intervento come ho fatto magari prima della pandemia, la presentazione del libro basato sui vari cicli demografici, eccetera, perché la pandemia in qualche modo ha dato uno scossone a tante cose. Allora, siccome abbiamo fatto questa rilevazione per la regione presentata
diciamo non molto a porte chiuse, perché sapete la pandemia in qualche modo ha limitato le cose. Trovate comunque il libro pubblicato sul sito di Federconsumatore se vi interessa. Cerco di collocare la situazione regionale grazie a questo, rispetto alla situazione italiana durante la pandemia. Poi andiamo a vedere i dati delle laureandi che dichiarano di andarsene all'estero, quindi la propensione dei laureandi ad espatriare. Allora, diciamoci una cosa prima di tutto. La crisi in Italia ha colpito molto molto duro, non solo perché è stata la prima, cioè il paese, c'è un articolo di Boruso e Company, che è il geografo di Trieste, why Italy first, no? Perché l'Italia prima, ci dà una spiegazione geografica, però non solo siamo stati i primi, ma è stata dura, tanto è vero che in termini di PIL, che è un aggregato solo della produzione, poi so che viene utilizzato in tutti i modi, soprattutto col benessere, ma io mi limito alla produzione, ha avuto una variazione annua negativa dell'8,9%, che è la maggiore recessione registrata dal dopoguerra. Quindi capite, ed è superiore, come vi farò vedere adesso, vi ho portato la serie storica dal 2000 al 2020, vedete il 2020 c'è un crollo dell'8,9 ed è superiore al 5,5 della crisi finanziaria del 2009. Però fate attenzione a una cosa, il segmento giallo è molto ma molto più ampio rispetto a quella del 2005. Il segmento giallo sono i consumi privati. I consumi privati sono per gran parte i consumi delle famiglie, è una piccola percentuale dei consumi pagati dalle istituzioni senza scopo di lucro, che sono comunque indirizzate alle famiglie. Quindi quello che si vede è che la crisi del 2009 è stata, rispetto a quella del 2020, rispetto a quella del 2009, molto trainata o prodotta dal crollo della domanda interna. Cosa vuol dire? Soprattutto dai consumi delle famiglie. Quindi dalle famiglie che non si sono, diciamo, comportate come nell'anno precedente. Questo è dovuto a vari motivi. La pandemia, abbiamo come detto, non ha inciso solo per il fatto sui consumi, perché i negozi erano chiusi, mentre l'elettronico è andato benissimo, è esploso, no? Ovviamente, ma ha inciso tantissimo anche sul lavoro. Allora qua mi rifaccio alla rilevazione continua sulla forza lavoro dell'Istat. Voi vedete che grosso modo dal 2014 al 2019 c'è una crescita, anche se oscillante, del tasso di occupazione, quello verde. Nel 2020 vedete che c'è il crollo. C'è un crollo e, per darvi un dato così che rimane impresso, ad aprile 2014 rispetto al periodo pre-pandemico l'Istat ha certificato circa 814.000 unità di lavoro perse. E chi ha colpito, e questo è il problema, torno a voi, chi ha colpito di più questa pandemia? Ha colpito coloro che avevano soprattutto, prima di tutto, perché dopo ha colpito quelli che avevano lavori temporanei o comunque non a tempo determinato. Poi ha colpito anche quelli a tempo indeterminato. Chi sono le persone che hanno di solito, sono più interessate dai lavori diciamo non a tempo indeterminato? Sono il genere femminile, quindi c'è un problema di genere che in Italia voi lo sapete, e soprattutto i giovani, no? Con questo mantra che si ripete spesso e volentieri, l'Italia non è un paese per giovani. Se vedete il crollo nelle classi lavorative, che ricordo sono dai 15 ai 64 secondo Istat, dai 15 ai 34 si ha un crollo maggiore del 6,3, del 6,3, il 35-49 5,1, i 50-64 anni che sono molto invece coinvolti in lavori a tempo indeterminato è rimasto praticamente stabile. Quindi in termini di classi di età la crisi l'ha pagata soprattutto le classi di età più giovani. Poi se sono donne è ancora peggio, senza girarci intorno. Allora, questa era la situazione che è stata certificata dall'Istat. Noi abbiamo fatto un'indagine a marzo 2021 per capire invece che cosa sentono i nostri corregionali. Quindi le indagini erano campionarie, l'ha fatto l'SVC di Trieste, garantendo quindi la rappresentatività, la significatività statistica rispetto alla popolazione regionale maggiorenne. Scusate, ho fatto un salto. Allora, guardate, qui, siccome noi avevamo fatto il lavoro nel 2010 rispetto al 2009, possiamo fare il confronto tra crisi, che è una cosa molto particolare, penso che sia uno studio unico
nel panorama nazionale. E vedete che sostanzialmente la crisi del 2020, quindi la negatività della situazione congiunturale nel 2020 è maggiore rispetto a quella del 2009, quindi si passa dall'84% del 2009 al 90%. Il 90% quindi dei cittadini maggiorenni della Friuli Venezia Giulia reputano la situazione congiunturale del 2020 negativa. La cosa che forse, per questo uno potrebbe dire la scoperta dell'acqua calda. No, ok, vabbè, però io dico sempre, a me non mi interessa scoprire l'acqua calda, mi interessa misurarla. A 30 gradi mi lavo le mani, a 90 mi scotto. Okay? Quindi la misurazione per me è il mio pane quotidiano. Questo però diventa più grave nel momento in cui andiamo a chiedere, ma secondo lei la situazione è in linea con quella nazionale o no? Ecco, nel 2009, vi faccio vedere il dato sopra, c'era una sensazione in qualche modo, vedete, di vivere comunque una regione parzialmente protetta dalla crisi, cioè vedete 40%. Nel 2020 la percezione dell'allineamento con la crisi nazionale è molto elevata, perché siamo al 70% e coloro che ritengono di vivere una regione con diciamo, effetti minori scendono dal 40% a quasi a metà, 22%. Quindi vedete, in ogni caso la crisi viene percepita in modo peggiore di quella 2009, in linea quindi con i dati ufficiali nazionali. Per quanto riguarda l'occupazione, secondo i nostri dati sono stati coinvolti sostanzialmente il 10% delle persone con problemi di occupazione nel 2020, cioè sostanzialmente rispetto alla situazione del 2019, equamente ripartiti tra chi ha perso il lavoro e non l'ha ritrovato, chi l'ha perso e l'ha ritrovato e chi invece non ha perso il lavoro ma ha dovuto contrarre, diciamo, il suo impegno lavorativo contro la propria volontà. E dal punto di vista della allora 10% ha avuto problemi lavorativi, abbiamo detto anche momentanei, e infatti dopo è coerente con il fatto che il 6% invece dichiara grossi problemi di reddito, cioè di finire, diciamo, arrivare con dei soldi a fine mese. Questo era, diciamo, per inquadrare la situazione economica del Friuli Venezia Giulia, che tutto sommato, grosso modo, come abbiamo detto, la crisi del 2020 è peggiore del 2009 e quella del Friuli Venezia Giulia è abbastanza in linea con quella nazionale, ma non è così drammatica, ecco, diciamocelo chiaramente, non è così drammatica. Cioè, se andiamo a vedere che ovviamente invece il numero dei morti e le altre cose, allora la cosa diventa drammatica, ma da questo punto di vista economico non è stata così drammatica. Ecco, all'interno di questo panorama io adesso vado a parlarvi dell'altro lavoro che ho svolto, e questo lo faccio non come statistico economico prestato alla geografia, ma lo faccio all'interno di Cantiere Friuli. Cantiere Friuli è un progetto che serve all'università sostanzialmente per raccordarsi con il proprio territorio, ricordandosi che l'Università di Udine è un'università nata per volontà popolare dopo il terremoto, quindi noi dovremmo avere un forte legame col nostro territorio da statuto, cioè dal fatto che siamo nati proprio da un evento traumatico. Dicevamo, Cantiere Friuli è un progetto di cui è responsabile il professor Mauro Pascolini, geografo anche lui, e la mia idea è stata quella di implementare un'indagine non più campionaria ma censuaria presso i laureandi dell'Università di Udine, per farla spiccia, forse qualcuno l'ha subita. Se volete laureare dovete rispondere al mio questionario, se no il sistema informatico non vi permette di fare la domanda di laurea. In questo modo io rilevo a tappeto e in modo univoco e in modo però anonimo, cioè non ho il nome e cognome, non vado a vedere, perché il diritto alla privacy è sempre fondamentale per noi statistici. Riesco a rilevare diverse questioni legate, diciamo, sia al percorso universitario, ma anche a che cosa farà lo studente dopo la laurea. E quindi in realtà lo strumento che noi abbiamo non ce l'hanno le altre università. Le altre università usano di solito Alma Laurea, che è una cosa a livello cineca, quindi neanche tutte le università, solo alcune in Italia. Noi abbiamo uno strumento ad hoc per fare questo.
Dicevo, la prima analisi di cui la uso solo per farvi vedere dopo che cosa succede è stata svolta su 1200 persone più o meno nel primo trimestre del 2018. Attualmente in tasca dovrei avere più di 12.000 questionari, quindi siamo già sui 13.000 più probabili, aspetto l'anno prossimo e lì vorrei cominciare a smanettare sul dataset, a fare il vero nerd sostanzialmente, e per riuscire a trovare anche dei risultati interessanti, perché posso comparare pre-pandemico 20 e 21, che penso che avranno degli risultati che probabilmente avranno anche una dignità di essere pubblicati. Allora, guardiamo dal punto di vista della propensione all'espatrio. Allora, scusate, io sono un po' ceccato, quindi volevo leggervi la domanda. Allora, indipendentemente dalla tua volontà di lavorare a continuare l'università, hai preso in considerazione la possibilità di trasferirsi all'estero dopo aver conseguito il titolo, quindi vuol dire sia per continuare gli studi, ma sia per lavorare. Allora, la modalità sì, come vedete, porta a un totale di 44%. Ricordatevi che questo è il primo trimestre 2018. Pandemia, nessuno sapeva che cos'era, era solo nei film fanta-horror. Okay? Ovviamente c'è un comportamento differenziato tra i diversi corsi di laurea in termini di durata. Io penso che voi giovani lo sapete, magari quelli un po' più... scusate il termine, datati, esatto, hanno fatto il vecchio ordinamento. Allora, il nuovo ordinamento, lo dico velocemente, è il triennio e la triennale, quella per i ragazzi più giovani. Superata questa sapete che potete passare a quella che si chiamava specialistica, probabilmente ai vostri tempi, che adesso si chiama magistrale, e la biennale, 3 più 2 da 5. Quindi adesso per laurearsi in qualsiasi cosa dovete fare 5 anni, non come una volta c'erano 4, economia 4, poi ingegneria 5 e quant'altro. Adesso dovete fare 5 anni. Dopodiché però noi abbiamo i cicli unici. I cicli unici a Udine sono solo 3. Sono sostanzialmente medicina e chirurgia, scienze della formazione e poi c'è giurisprudenza. Okay? Che sono pochi. In realtà quel numero più cospicuo è anche legato ai fuoricorso, che sono ancora iscritti alle vecchie lauree. Io ho trovato gente che è ancora iscritta alla mia laurea, che era scienze economiche e bancarie, che è morta da più di 20 anni. Ok? Allora, a parte questo, volevo dirvi che poi non solo c'è una differenziazione, il tasso è il 43,9, cioè il 44%, ricordiamolo, ma c'è una differenza sia tra la durata dei corsi, ma anche tra tipologie di corsi. Ho fatto questa stessa elaborazione per relazioni pubbliche a Gorizia. Relazioni pubbliche a Gorizia dovrebbe avere un'apertura un po' europea o comunque internazionale più aperta, anche perché anche in relazioni pubbliche l'aspetto linguistico, cioè le lingue, sono importanti. Infatti vedete che qui il tasso, la propensione va al 58. È chiaro che il primo giornalista che ha incontrato questi dati, che cosa ha scritto? In realtà è quello del Gazzettino, perché si vede. Vediamo se si vede. Eccolo qua. Un laureato su 2 vuole fuggire. Allora, la cosa che mi preme dirvi subito, non c'è nessun caso Udine, nel senso che l'1 su 2 è praticamente in perfetta linea con tutte le indagini campionarie sia di altre università, ma anche della stessa Alma Laurea. Vedete Repubblica Scuola, l'università, la metà dei laureati italiani pronta a lavorare, e sotto in piccolo, io non riesco a leggerlo, il rapporto Alma Laurea. Okay? L'ultimo articolo, l'ultimo titolista, sapete che scrive i titoli di solito non è il giornalista, quindi 7 volte i titoli dicono una cosa completamente diversa dall'articolo, ma il titolo dice: il 50% dei laureati italiani sogna di lavorare all'estero. Perché così tanto pessimismo? Allora, noi in realtà questa cosa l'abbiamo fatta e in realtà rispetto alle modalità che noi abbiamo indicato, e che la più frequente è una esperienza che desidera fare, cioè non è finalizzata. Cioè la prospettiva che voi avete, giovani, è che voi siete nati in un periodo in cui l'Europa ormai è casa vostra. Cioè, ovviamente molti di voi non ha avuto quel problema a superare il confine italiano come poteva essere forse negli anni 60, abbandonava la patria e quant'altro. No, ha detto, vado in Francia, poi dopo vado in Inghilterra. Cioè, tanto questa è l'Unione, Inghilterra adesso no, scusate. Però questa è l'Europa e noi abbiamo un passaporto europeo e quindi ci sentiamo a casa nostra. Ok? In realtà ci sono anche ragazzi che
finalizzano l'uscita. Ormai è una necessità per il lavoro, vedete, allora dicevo, la prima modalità, quello che è legato al fatto di sentirsi europei, coinvolge, se vedo bene, quasi il 60% dei ragazzi. Sul 17 qualche coinvolge invece ormai è una necessità per il lavoro, soprattutto i ragazzi che studiano economia, che forse già come forma mentis, anzi lo dico perché l'ho vissuta, siamo già inquadrati, no, per fare le cose con una finalità. E invece i ragazzi che studiano le materie scientifiche, quelle un po' più dure, quindi i vari ingegneri, i vari informatici, fisici e matematici, per loro la modalità che interessa di più è quella per imparare cose nuove, perché ovviamente c'è l'idea, come voi probabilmente avete anche voi, che per arrivare al top di una certa materia comunque bisogna fare un periodo all'estero, ok? E poi magari eventualmente tornare. Mi dica se sto... Allora vado via veloce. Pronto? Eccoci, era sparito l'audio. Allora, velocemente, per quanto tempo e dove? Il trasferimento temporaneo è segnalato dall'80% e quello addirittura permanente già dal 20%. Allora, dato per il fatto che noi sappiamo già che molte persone dagli studi che hanno detto che partivano in modo temporaneo e poi dopo non hanno potuto ritornare per vari motivi, a me semplicemente sorprende già il 20%, secondo me è una percentuale già che non mi sarei aspettato. Ovviamente dove, nel 2018, sostanzialmente dove ci sono soprattutto nei paesi dove c'è una consolidata tradizione di immigrazione italiana. Ricordate che in quel periodo poi il UK attirava parecchio perché sapevamo che erano gli ultimi momenti per andare di là, dopodiché ci sarebbero stati problemi. Ricordate all'inizio si dicevano chiuderemo tutti i confini, poi in realtà dopo erano lì in ginocchio perché si sono accorti che non avevano le forze per certi tipi di attività, tipo quello paramedico. Allora, che cosa è successo nella pandemia? Allora, io ho rifatto le statistiche solo per la propensione. Vedete, qui avete il dato per quadrimestre. Il primo quadrimestre 2018 è il famoso 43,9 che avevo già visto. Per il 2018 poi la propensione si è attestata sul 43,1. Nel 2019 c'è stata una leggera flessione, ma sono flessioni legate a effetti casuali, però invece il crollo si vede proprio tra il 2019 e il 2020, la propensione è calata di più di 5 punti. Okay? Siamo passati dal 41,2 al 35,8, quindi l'effetto pandemia c'è stato. La cosa divertente, ed è questo interessante, diciamo, ed è questo per uno dei motivi perché dico, prima di parlare di cose strane, tutto è diverso, tutti gli italiani torneranno in Italia, state attenti, vedete cosa è successo dal punto di vista quadrimestrale. Il primo quadrimestre è stato sostanzialmente l'arrivo della pandemia, quindi lo shock, e c'è stato un crollo del 5,44, tutto sommato in linea col valore annuale. Nel secondo quadrimestre cosa è successo? Sono state chiuse tolte le limitazioni o comunque ridotte le limitazioni, la gente ha cominciato a circolare, hanno riaperto i confini, ricordate che a giugno, metà giugno ci hanno riaperto di nuovo Austria e Slovenia e quant'altro, la bella stagione, sembrava che il virus fosse scomparso, tac, il calo si sta già riducendo sotto al 4%. Nell'ultimo quadrimestre la pandemia arriva la seconda ondata, arriva anche non c'erano ancora i vaccini, c'era anche pensate a Natale dell'anno scorso, non era sicuramente un periodo in cui eravamo felici, guardate, quasi il meno 7%. Quindi vedete, si tratta di dati che seguono comunque le ondate pandemiche. Anche qui ci sono fortemente differenziazioni di genere e di età. Velocemente, tutti gli studi che ho fatto, e ne ho fatti parecchi, mettono sempre in evidenza che quando c'è stato di parlare di rischio, le femmine e le persone più anziane o sono più caute o più preoccupate, vedete voi un po' come. Quindi non mi sorprende che le studentesse abbiano una variazione negativa rispetto ai maschi, così come vedete che anche se le classi di età sono molto ravvicinate, 20-23, 24-26, 27 e oltre, la percentuale di riduzione aumenta con l'età. Gli studenti delle triennali hanno una riduzione inferiore di quelli delle colleghe del magistrale, perché? Perché questa vale l'età, quindi è molto elevata. Invece scopriamo una cosa un po' strana che potrebbe essere interpretata come una contraddizione rispetto a quello che ho detto.
Gli studenti in corso hanno una riduzione della propensione il doppio di quelli fuori corso. In realtà qui uno dice ma come non è l'età? Sì, però attenzione, quelli fuori corso sono soprattutto persone già molto molto avanti con l'età, che hanno già una famiglia e un lavoro e quindi hanno delle propensioni già molto piccole. Quindi quel 3% insiste su una propensione all'espatrio già molto piccola, e questo è il problema. Altre cose, dopo vado a chiudere, non vi preoccupate, l'area scientifica, piccola variazione, quella economica giuridica al 6%, dove esplode la cosa? Nell'area umanistica, perché? Perché ci sono molto femmine, soprattutto, e soprattutto nell'area medica. Perché nell'area medica? Ovviamente perché i medici e gli infermieri sono stati coinvolti, hanno avuto delle opportunità di lavoro immediatamente non previste, quindi è chiaro che la loro intenzione di andare all'estero cade immediatamente. Ecco, vado a chiudere. Si è parlato anche su giornali piuttosto rilevanti, prima del fatto che la pandemia avesse in qualche modo messo un tappo all'afflusso. In realtà poi abbiamo visto che non è proprio vero, non è stato così, i dati non dicono così, ma soprattutto che per effetto anche delle nuove opportunità, soprattutto dei soldi che verranno diciamo spesi in Italia, ci sarebbe soprattutto a sud un tentativo, un controesito, cioè molti italiani all'estero vorrebbero tornare in Italia. Allora io personalmente, siccome sono abituato a parlare sui dati e non così sulle opinioni, però vi dico due cose. Prima di tutto bisogna vedere quando la pandemia finirà in modo definitivo, perché è ovvio che anche ancora oggi, se abbiamo fatto la terza dose, stiamo parlando di quarta, non è finita. In secondo luogo, come recupereranno i paesi la crisi? Probabilmente ci sarà velocità di recupero, ad esempio la Francia non ha la crisi che ha avuto l'Italia, quindi ha velocità di recupero ben diverse, giusto? E in più bisogna vedere come saranno spesi dagli italiani, quindi in Italia, i fondi per creare posti di lavoro, perché se continuate a creare posti di lavoro a tempo determinato o per 2 anni, 1 anno, uno si fa, cioè è chiaro che la chiave è il lavoro a tempo indeterminato, che poi dopo sia fatto in smart working o cosa, quello ti dà la sicurezza. Infatti io dico, state attenti a questo tipo di affermazioni, ricordatevi che cosa è successo il secondo quadrimestre, abbiamo visto sui nostri ragazzi come le cose sembravano messe a posto, si stava già tutto riallineando. E con questo era l'articolo, tra l'altro il colore rosa vi fa capire che era il sole 24 ore, non era il Guerin sportivo. Okay? E questo ho cercato di ringraziarvi tutti con queste varie grazie. Grazie infinite al professor Zaccomer, perché non è che... Zaccomer, ecco, l'accento sulla seconda vocale. E dico grazie perché non è soltanto il lavoro che ha fatto oggi qui con noi, ma è un lavoro continuo di ricerca e di aggiornamento che ci sorprende anche nei dettagli. Ecco, adesso se c'è qualche domanda volante proprio... Sì, però il professore nel pomeriggio non c'è. C'è qualche suggestione, qualcosa che volete chiedere al professore? Se c'è chi porta il microfono, così era previsto. Grazie al Presidente. Grazie. Però breve, per favore. Sì, volevo chiedere se poi ha l'intenzione o se ci sono... se vorrebbe anche rifare le domande a questi studenti, quindi diciamo se riproporrà lo stesso questionario. Pronto? No. Pronto? Eccolo. No, è continua la rilevazione. Se vogliono laurearsi, la cosa sta andando avanti e fino a fine dicembre quest'anno devono rispondermi. Poi vedrà il direttore amministrativo se mi darà lo spazio per continuare con il fastidio statistico. Quindi questa cosa va avanti. Tutti quelli che si vogliono laurearsi dal 2018 mi devono rispondere al questionario. E quindi io spero di... intanto lo studio pre-pandemico lo trovate in rete. Tutti e due gli studi li trovate gratis online. Ok, io spero invece di riuscire a fare una pubblicazione un po' più seria e dare un contributo scientifico magari anche in inglese l'anno prossimo. Grazie. Beh, più seria, diciamo più aggiornata, perché è seria anche la prima pubblicazione. Dal punto di vista scientifico sapete che abbiamo degli standard elevati. Io, guardate, lo dico, e questo è provincialismo, mi sono visto respingere dei paper solo perché parlavo del caso Friuli Venezia Giulia. E questo a me mi fa girare francamente le scatole, perché ogni caso è particolare. Prego.
Grazie mille, molto, molto interessante. E avevo una domanda per lei. Quindi lei si concentra principalmente sulla propensione all'emigrazione, giusto? No, oggi mi sono concentrato sulla propensione, No, però ci sono altre domande, cioè, tipo l'aspetto linguistico, cosa fanno, da dove vengono, ad esempio, non so, teoricamente i ragazzi che hanno come me 2 genitori di cittadinanza diversa, quindi sono nati con una lingua diversa, ad esempio si vede già che hanno conoscenze linguistiche, propensioni completamente diverse, molto maggiori rispetto ai nati da 2 genitori italiani e che magari all'estero sono andati solo per vacanza. Sì, ok, era soltanto per capire un po', lo studio che ci ha presentato oggi è quindi sulla propensione degli studenti dell'Università di Udine a emigrare. I laureandi. Mi chiedevo innanzitutto se c'è poi uno studio che approfondisce se poi effettivamente emigrano o meno, innanzitutto, no, quindi questo fare non c'è. una... Questo lo fa Alma Laurea, su base campionaria. Alma Laurea ti segue a 3 a 5 anni, e ogni tanto, non sempre, fa dei focus su coloro che sono andati all'estero. Sì, e non c'è l'Università di Udine, quindi non ha fatto un raffronto per capire... No, capisci che l'impegno economico sarebbe notevole. Ok. E l'altra Ci domanda... vogliono fondi. Capisco. E l'altra domanda è questa, quindi questo è il lavoro che fa l'Università di Udine, per capire un po' quali sono i trend a livello regionale. C'è qualche tipo di collaborazione con l'Università di Trieste? Allora, guarda, io ne ho parlato con i miei colleghi, siccome io ho implementato il questionario su S3, che è il sistema della didattica praticamente che usano un gruppo di università, tra cui Trieste, però il problema grosso è che si richiede che praticamente questi facciano la domanda attraverso via elettronica, non più la vera carta. Mi sembra che Trieste l'abbia adottata, quindi se i miei colleghi mi chiederanno la possibilità di traversare a loro il programma, glielo do, lo script glielo do. Attualmente non c'è. Quindi il progetto è finanziato principalmente per l'Università di Udine, ma non c'è ancora questa discussione a livello regionale per finanziare un progetto che effettivamente studi qual è la propensione regionale. Questo è il progetto Cantiere Friuli dell'Università di Udine. Ok, grazie. Grazie ancora, direi che finiamo qui con le domande per economia di tempo. Buon lavoro. Grazie di nuovo al professore. Chiederei alla regia se... incrociando Delfina Licata che ha seguito parte dei lavori perché era interessata ma deve collegarsi poi dopo di noi con l'Università di Brescia, è pronta per intervenire, così posticipiamo l'intervento del dottor Deliva dopo. Eccoci la Delfina, carissima Delfina, buongiorno e benvenuta nella nostra sala e nel nostro convegno. Sei stata citata e ascoltato anche, diciamo così, l'intervento che ti ha preceduto e hai potuto comprendere come il rapporto della Fondazione Migrantes sia lo strumento principale per monitorare un po' il problema dell'emigrazione italiana. A te la parola, allora, perché so che poi sei impegnata con un'altra videoconferenza. Grazie caro Luigi, mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Benissimo, buongiorno a tutte e tutti e permettimi di ringraziare per l'invito. Un caro ringraziamento al Presidente Basso di cui seguo i lavori e permettetemi anche un ringraziamento più che doveroso a Luigi Papais, non tanto per diciamo la stima e l'amicizia che ci lega, quanto veramente per il lavoro e come lavora, che non è assolutamente scontato, quindi lo ringrazio qui pubblicamente a casa sua, pur essendo io a casa mia, quindi lontano, ma questa pandemia ci ha fatto scoprire, ecco, delle occasioni importanti e quanto poi la digitalizzazione è veramente uno strumento essenziale nel momento in cui si parla di mobilità. E lo ringrazio anche per
come insomma ha organizzato anche insieme insomma ai suoi collaboratori questa iniziativa, proprio per il tema da un lato, ma anche per il progetto che vede il protagonismo dei giovani. Vero, il rapporto Italiani nel mondo è questo progetto culturale che la Chiesa porta avanti da 16 anni ed è un progetto a più voci, un progetto corale, e che ha in questi 16 anni cercato di far capire come è essenziale parlare di mobilità riconoscendo tutti gli aspetti e tutta la ricchezza della mobilità umana e italiana in particolare. Io ho preparato, ecco, per aiutare il parlato, alcune slide. Non mi danno il comando di condividere, se mi potete aiutare. Beh, c'è una regia che dovrebbe in qualche modo Sì. aiutarti. Sì, perché mi ha disabilitato la condivisione dello schermo. Se non è possibile... Ma questo impianto è veramente, sì, l'impianto dell'Udinese Calcio è veramente efficiente, c'è qualche problema di comunicazione a distanza intanto che gli operatori stanno diciamo così cercando di rendere possibile questo. Ti ringrazio le parole generose, noi ci conosciamo da tanti anni, collaboriamo assieme e ci vedremo anche lunedì mi pare, no? A un convegno del Consiglio Generale degli Italiani all'estero e continuiamo sempre con lo stesso stile a occuparci di emigrazione. Eccoci. Eccoci qua. Sì, ed è uno stile, ripeto, importante perché dà il rispetto di tutte le generazioni nella mobilità italiana. Ed è fondamentale questo perché proprio nell'ultima edizione del rapporto Italiani nel mondo, quella che abbiamo presentato il 9 novembre, abbiamo voluto capire che cosa è successo durante la pandemia alla mobilità italiana. Io mi trovo molto d'accordo con il professor Zaccomer per tutta una serie di suggestioni e riflessioni che lui ha portato avanti. Noi nel rapporto abbiamo cercato, l'ultima edizione, di capire lo stato di salute del nostro paese proprio a seguito della pandemia e come il Covid-19 ha impattato sui processi di mobilità. Un'Italia, dobbiamo dire, da tempo demograficamente in crisi, dove i processi che avvengono contemporaneamente da un lato di denatalità e dall'altro di invecchiamento hanno portato a quello che definiamo da ormai diversi anni un lungo e inesorabile inverno demografico. E complice proprio la pandemia, i nostri territori si stanno spopolando sempre di più, secondo fondamentalmente 3 direttrici: dalle zone interne dell'Italia alle aree urbane, dal sud del nostro paese al nord Italia e dall'Italia all'estero. E così che cosa è accaduto? In 16 anni di rapporto Italiani nel mondo, proprio perché la nostra prima edizione del 2006 è un volume che doveva nascere e morire con la finalità di sensibilizzare, ecco, gli italiani ai processi di mobilità inversa, ovvero il processo di immigrazione che nel 2006 era diciamo il tema principale, si è sentita invece l'esigenza di continuarlo perché quei dati del lontano 2006 ci dicevano che le previsioni portavano ad un aumento della mobilità italiana e così infatti è stato. E così che cosa è successo? La storia dei 16 anni di questo annuario, ecco perché poi è passato ad essere un progetto culturale, ci ha fatto capire come la crescita della mobilità italiana è stata dell'82% e la crescita della popolazione italiana che ha preso residenza all'estero, che ha deciso appunto di mettere radici all'estero in modo ufficiale, ovvero iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Accanto a questo, è stato già accennato, ecco, da diverse persone che mi hanno preceduta, c'è tutto un mondo, diciamo così, di sommerso di persone che per diverse motivazioni non si iscrivono all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o se lo fanno a distanza di tempo. Quindi l'iscrizione, fermandoci alla ufficialità, quindi ai dati ufficiali,
all'anagrafe degli italiani all'estero un aumento in 16 anni dell'82% che ha portato a quella che noi definiamo comunità strutturale di nostri connazionali che risiedono fuori dei confini italiani di oltre 5,6 milioni, ovvero il 9,5% della popolazione residente in Italia, che nell'ultimo anno, proprio a seguito di quei processi di denatalità e di invecchiamento e anche a seguito della mortalità dell'ultimo anno, ha subito un decremento di 384.000 unità ed è arrivata a 59 milioni e 200.000 cittadini. Quindi questo è lo stato di salute, ma in questo momento dobbiamo dire che l'unica Italia che cresce è appunto quella che mette radici all'estero. L'Italia come paese invece è sottoposta ad un insieme di elementi di criticità anagrafica e sociale, una parte di questi, ecco, più di lato economico, messi in evidenza da chi mi ha preceduto, ma è fondamentale, in questo il plauso a un evento come è stato organizzato dall'Ente Friuli nel mondo, è quello di vedere la mobilità italiana nella sua complessità, ovvero nella sua storicità, che è data da più generazioni, quindi da una stratificazione di momenti migratori dei nostri italiani, e che ha portato appunto a questa situazione che vediamo illustrata in questa slide, ovvero in questo momento, se negli ultimi 16 anni c'è stata una crescita generale dell'82%, vediamo che il processo di femminilizzazione da un lato, questo oltre una crescita dell'89% delle donne italiane che hanno scelto di andare all'estero, ma i processi anche di familiarizzazione, quindi oltre il 76% sono i minori, una crescita di minori importante, che significa che si sono spostati e sempre di più si stanno spostando negli ultimi 5 anni nuclei familiari giovani, e i giovani eccoli lì descritti da questo 179% di iscritti fra i 18 e i 40 anni, quindi giovani e giovani adulti li definiamo noi nel rapporto Italiani nel mondo, descrivendoli anche nella complessità dei loro profili. Ma accanto a questo, ecco, un 42% che si muove per motivazione di espatrio, abbiamo anche la storicità che è data da un 158% di nati all'estero, quindi coloro i quali già sono all'estero e nascono da cittadini all'estero, quindi che hanno già sperimentato un processo medio-lungo di residenza, e poi ci sono le acquisizioni di cittadinanza che sono arrivate ad una crescita in 16 anni del 128% e che riguardano soprattutto i paesi latinoamericani. Questo è quello che accade a livello nazionale, ma il Friuli Venezia Giulia come lo possiamo considerare? La possiamo considerare una regione a pieno titolo che risponde alle prerogative nazionali e con delle peculiarità poi specifiche a livello territoriale. Innanzitutto abbiamo parlato del 9,5% di incidenza nazionale. Vedete, l'incidenza a livello regionale qui arriva al 16%, e questo è un processo di storicità che contraddistingue tutta una serie di elementi che chi mi ha preceduto e tra l'altro chi conosce sicuramente meglio di me il territorio. Apro una piccola parentesi: il Rapporto Italiani nel Mondo ha una redazione transnazionale ogni anno di almeno 50 autori, nell'ultimo anno siamo stati 75 autori. Nel tempo diverse persone si sono contraddistinte nel appunto analizzare il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. Fra questi, lo scorso anno, dove abbiamo esaminato i casi provinciali, lo voglio ricordare qui, sia il dottor Vannes Chiandotto che il professor Javier Grossutti. Quindi è importante, ecco, questa dinamica di conoscenza e di messa in campo delle specificità delle conoscenze territoriali, che possano poi vedere oltre il dato numerico, nel senso che ci dà anche l'interpretazione di quello che accade nel territorio, e che probabilmente, anzi sicuramente, io non essendo del luogo non avrei, ecco, queste capacità di entrare così nel merito delle questioni. Ritornando al dato, quindi la storicità del territorio e quindi la storicità del fenomeno migratorio, degli spostamenti, porta a questa incidenza molto più alta del livello territoriale rispetto al livello nazionale,
nazionale, e anche una crescita, ecco, in 16 anni a livello della comunità, quella che abbiamo definito strutturale nazionale, in questo caso la comunità strutturale regionale del 55,7%, con una comunità di iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero di oltre 192.000 corregionali. E invece il processo di femminilizzazione porta ad una crescita del 58%, e vediamo come poi la questione dei minori e la questione invece degli anziani sono cresciuti, anche la presenza di questi due dati disaggregati, di oltre il 53% per quanto riguarda i minori, del 47% i processi invece di mobilità previdenziale, di quella che abbiamo chiamato mobilità previdenziale negli anni passati. E invece vedete, ecco, il fulcro tematico dell'incontro di oggi, quanto la parte giovanile, quindi fra i 18 e i 40 anni, ha avuto il protagonismo puro, ecco, essenziale, fondamentale, sul quale effettivamente bisogna ragionare. Si va oltre il 140% negli ultimi 16 anni. Diversamente da quello che raccontano, ecco, nel momento in cui si dice la pandemia ha bloccato la mobilità, sicuramente ci sono stati i lockdown, sicuramente ci sono stati momenti in cui non è stato impedito lo spostamento, ma proprio la lettura, ecco, del dato che abbiamo noi dello spostamento, ripeto, per la sola motivazione espatrio da gennaio a dicembre del 2020 hanno portato a un'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero di oltre 109.000 italiani, di cui 2.744 dal Friuli Venezia Giulia. Neanche la pandemia ha fermato la mobilità italiana, ma al contrario sono stati messi, ecco, in atto delle strategie di contenimento dei rischi. Sicuramente, ecco, il dato si è ridotto rispetto agli anni precedenti, qui vedete nella slide dal 2014 al 2020, ma siamo sempre al di sopra delle 100.000 unità. L'ultimo dato, ecco, si può paragonare la situazione insomma al 2016, ma comunque è un trend sicuramente sul quale ragionare, e vale quello che dicevo prima: nonostante la pandemia o neanche la pandemia ha bloccato gli italiani, ma quello che voglio mettere, ecco, in evidenza sono queste strategie di contenimento dei rischi. Se prima la disaggregazione del dato era molto più variegata, nell'ultimo anno, nonostante, ecco, questo decremento del 16% circa, il protagonismo è stato, diciamo, complessivamente in maniera vistosa dei giovani fra i 18 e i 34 anni. Invece abbiamo avuto un crollo degli anziani e dei minori, che sono poi, ecco, vi invito a riflettere, da un lato gli anziani, da un lato i minori, sono stati i protagonisti, ecco, diciamo, al negativo della pandemia. Gli anziani, i più colpiti, gli anziani appunto più colpiti a livello di mortalità, e i minori perché soltanto, ecco, adesso possono rientrare in un sistema di vaccinazioni, ma neanche tutti. C'è stato un protagonismo maschile, un protagonismo di persone, ecco, non legate dal matrimonio, e un'altra strategia di contenimento dei rischi è stata quella di spostarsi all'interno di uno spazio che si sentiva più in linea con le tutele, e quindi oltre il 78% nell'ultimo anno si è recato in Europa. Un elemento che ha sempre contraddistinto la mobilità italiana è quello di avere una ricchezza di destinazioni, oltre 200 destinazioni diverse. Nell'ultimo anno noi ne abbiamo computate 180, con una prevalenza assoluta. Alle prime 10 posizioni, praticamente 7 sono paesi europei, e ancora una volta invece le partenze sono avvenute da tutti i contesti regionali, e questo è un altro elemento che ci deve far riflettere nel momento in cui, ecco, in questo momento la mobilità diventa sempre di più una necessità, e poche volte, ecco, è una scelta.
Cosa è accaduto, ecco, a quelle 2744 partenze che contraddistinguono in maniera particolare il Friuli Venezia Giulia? Ecco, vedete, l'ultimo anno noi abbiamo parlato di un decremento a livello nazionale del 16%, a livello regionale del 34%. Lo stesso dato l'anno prima era di oltre 4.000 unità, 4.100 unità. Il 47% sono state donne. Vedete quanto il protagonismo giovanile dei giovani adulti contraddistingue in maniera forte e in maniera veramente preponderante il vostro territorio regionale da tutte le province. Queste sono le percentuali che vedete da Udine a Pordenone a Trieste a Gorizia, ma una cosa che vi voglio sottolineare è che quando vedete il confronto con le percentuali della comunità strutturale rispetto agli oltre 192.000 diciamo di origine del Friuli Venezia Giulia, seguono, ecco, seguono l'importanza delle regioni, quindi abbiamo un 40% da Udine, il 30% da Pordenone, il 18% da Trieste, il 7% da Gorizia, ma nell'ultimo anno il confronto tra comunità strutturale e quello che è accaduto nelle partenze dalla regione Friuli Venezia Giulia nell'ultimo anno esaltano il protagonismo di Trieste e Gorizia, e quindi questo è un elemento del territorio del Friuli Venezia Giulia da porre in evidenza. Il maggiore protagonismo di Trieste e Gorizia rispetto a quello che accade poi a livello regionale e rispetto alla comunità strutturale di oltre 192.000 unità. Ho detto il protagonismo del Regno Unito, scusate, dell'Europa, un protagonismo europeo che viene richiamato anche a livello regionale, con Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia come le prime 4 destinazioni regionali. Un protagonismo del Regno Unito sul quale dobbiamo un attimo concentrare la nostra attenzione, perché è l'unico paese che presenta quest'anno un saldo positivo rispetto all'anno precedente, con oltre un 33% di crescita, iscrizioni che riguardano soprattutto giovani e giovani adulti e minori. Si tratta quindi di nuclei familiari, di giovani adulti che la Brexit ha obbligato a far emergere, e noi abbiamo definito questa situazione particolarissima del Regno Unito, dove 2 elementi negativi, Brexit e pandemia, si sono uniti, e nonostante questo, ecco, emerge il protagonismo, e quindi si tratta anche di soprattutto di figure diciamo di iscrizioni, di emersioni di persone che già erano presenti sul territorio, una sorta di paese paradosso che ci svela il futuro della mobilità italiana, ovvero di dati che saranno continuamente e costantemente in crescita, e che, complice anche le problematiche che abbiamo visto caratterizzare l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, saranno sempre più caratterizzate da emersioni di situazioni di mobilità già in essere e da nuove partenze. E quindi questo è, diciamo, un elemento che sicuramente caratterizzerà il futuro della nostra mobilità nazionale. Alcuni temi che si legano, ecco, al discorso dei giovani. Noi avevamo cercato in tutti i modi di parlare di rientri, lo abbiamo detto anche al termine della presentazione dell'anno scorso, del rapporto del 2020. Non pensavamo assolutamente che una pandemia ci potesse far parlare di rientri, non conoscendo l'esatto numero, ecco, di quello che è successo, ma sicuramente sappiamo il tipo, i motivi che hanno spinto al rientro. È un po' il professore che mi ha preceduto lo ha anche detto. Tutti i profili fragili, quindi di lavoratori, anche gli studenti, perché magari minorenni, chi era in una situazione di fragilità di vita perché magari aveva delle patologie, sono rientrati. Per quanto riguarda le questioni dei lavori, sono soprattutto coloro i quali partivano da una situazione lavorativa non sicura ma precaria,
Italia. I dati dell'Associazione Contro Esodo ci hanno fatto vedere, con la quale noi abbiamo collaborato e che appunto hanno messo appunto un saggio per il rapporto 2021, sottolineano come c'è stato un cambiamento della figura di chi rientrava usufruendo di quelle agevolazioni di cui si è parlato anche precedentemente, un abbassamento dell'età anagrafica, quindi se prima erano soprattutto giovani adulti tra i 35 e i 45, l'età si è molto abbassata e si è trattato soprattutto nell'ultimo periodo di rientri non tanto verso il nord Italia quanto verso il sud Italia, e di persone che o erano in uno stato di inoccupazione oppure erano o ricercatori o comunque con contratti precari, magari a tempo. Invece tutti coloro i quali avevano dei contratti, erano assunti a tempo indeterminato e soprattutto in posizione di dipendenza, hanno preferito rimanere nel paese in cui risiedevano. E poi c'è tutto questo tema dello studio. Prima è stato anche sottolineato la questione dello smart working o del home working, e il lavoro e lo studio su questa dinamica vanno a confluire, perché tutti coloro che sono riusciti a rientrare perché magari avevano la possibilità anche di lavorare a distanza o di studiare a distanza lo hanno fatto, ma ci sono dei problemi, ecco, strutturali dei territori presso i quali si sono ritrovati poi a vivere e operare. Innanzitutto le convivenze forzate all'interno dei propri nuclei familiari e anche le esigenze strutturali di poter avere una connessione veloce, di poter avere delle situazioni, ecco, di vita che agevolano da una parte lo studio e da un'altra parte il lavoro. Non tutto il territorio nazionale è portato ad avere queste situazioni di agevolazione e strutturali rispetto alla vita nei contesti familiari. Per quanto riguarda lo studio in particolare, e mi riaggancio, ecco, a quello che prima diceva il professor Zacomer, le ragazze hanno subito effettivamente una situazione, le studentesse hanno subito, ecco, in maniera più forte tutte le decisioni dovute alla pandemia, quindi di non poter scegliere di studiare fuori sede o in un'altra regione, e altri elementi di fragilità sono state le questioni di classe e le questioni geografiche, quindi tutta gli studenti del meridione hanno avuto più difficoltà nella scelta di una università fuori sede rispetto agli studenti del nord Italia, e anche chi apparteneva a una classe medio-alta rispetto a una classe medio-bassa. E quindi il rientro nei contesti familiari è stato un problema sia per le famiglie che in Italia si sono visti ritornare ragazzi e ragazze, e quindi questa difficoltà, ecco, di una vita forzata, ecco, rispetto a quella che normalmente si conduceva, e sia invece le famiglie che sono rimaste all'estero e che non hanno potuto usufruire dell'agevolazione, dell'aiuto delle famiglie allargata che si recava presso appunto l'estero per aiutarli nel caso in cui magari ci sono bambini al di sotto dei 10 anni o magari non in età scolare. La famiglia allargata è sempre quella che sostiene nei primi anni, e non solo più nei primi anni di processo migratorio, le giovani famiglie, tant'è vero che c'è stato, ecco, negli anni precedenti questo tema che abbiamo messo in risalto dello spostamento del nucleo familiare allargato, di un periodo che precede di circa 6 mesi all'estero e di 6 mesi in Italia, salvo poi decidere di spostarsi, e quella è quella fascia, ecco, del 10% circa degli italiani che partono nell'anno e che hanno fra i 50 e i 65 anni. Dai 65 anni in poi invece la chiamiamo mobilità appunto previdenziale. E quindi un disagio psicologico nato ovviamente a causa della pandemia, ma reso ancora più evidente e un aggravante forte dalla pandemia proprio perché non è stato possibile quel rientro nei luoghi di origine, oppure quello spostamento, ecco, quella libertà di spostamento, quella contrazione dei tempi di spostamento che non fanno percepire, non ci si fa neanche percepire expat o fuori o in mobilità o immigrazione, ma ci si percepisce all'interno di
di uno spazio più ampio, solo che ci si mette magari un po' più di tempo al rientro a casa, che è sempre possibile fare in qualsiasi momento tu vuoi farlo e ti viene in mente di trascorrere del tempo a casa. La pandemia tutto questo lo ha bloccato appunto provocando disagio psicologico che noi abbiamo evidenziato e con alcuni casi purtroppo di deriva psichiatrica importante, con necessità appunto di un aiuto proprio in termini medici. E questo ha riportato anche ad una esigenza di ritrovare il senso di comunità, una comunità nel quale parlare la tua lingua, parlare il tuo dialetto, un'esigenza anche di pregare nella tua lingua. Ecco, questo desiderio di sacro. Noi abbiamo portato avanti una ricerca con le missioni cattoliche di lingua italiana, dove si è approcciata tanta nuova mobilità, tanti giovani che hanno bussato alla porta dei nostri sacerdoti, dei nostri operatori, anche solo per essere ascoltati, per avere un conforto, per essere aiutati nella modulistica e per tutta una serie, ecco, di attività non solo legate alla fede, ma anche legate proprio alla pratica di ritrovarsi per lungo tempo lontano da casa, alla ricerca invece di una casa e di un affetto nuovo. E tutto questo l'abbiamo visto anche nella manifestazione artistica che tanti giovani artiste e artisti non di fama, o che comunque non fanno questo di mestiere, hanno appunto sentito l'esigenza invece di realizzare delle opere in cui questo disagio o questa voglia, questa resilienza e questa rinascita potessero essere appunto fermate, ecco, come in una fotografia. E viene riportata una delle tante che abbiamo pubblicato nel rapporto Italiani nel Mondo. Questa riguarda due autrici, due ragazze, Claudia e Veronica, che sono appunto in mobilità in Australia, e appunto rappresenta l'avvento da una parte del Covid, tutta la parte più oscura del disegno, invece la voglia, ecco, la rinascita grazie al vaccino, con questo ritorno di una natura rigogliosa. Io voglio concludere con una cosa a cui ci tengo, visto che il pubblico è soprattutto di giovani, e mi collego a quello che diceva all'inizio il presidente Zanin. La mobilità italiana e la mobilità dei giovani non è qualcosa che si può assolutamente fermare. Abbiamo educato e formato e continuiamo ad educare e formare intere generazioni alla mobilità e alla percezione di uno spazio che diventa più grande di noi. Ecco, l'Europa è questo, è uno spazio comune, la nostra identità, la nostra cittadinanza, e siamo stati educati a percepirla molto più ampia, anzi ci sono popolazioni di altri stati che parlano anche di una mobilità, di una mentalità e di un'identità cosmopolita. Quindi la mobilità non si fermerà, ma la mobilità non deve neanche essere fermata, perché in realtà nella sua essenza vera è un qualcosa di positivo e spinge all'incontro e alla conoscenza con elementi diversi, e dove c'è la diversità, se la rendiamo appunto possibile, è un'opportunità di crescita, di miglioramento e di introitare elementi altri rispetto a quello che noi siamo. Il problema in questo momento della mobilità italiana è che è una mobilità malata, perché è una mobilità unidirezionale e non bidirezionale, è una mobilità che non si fa per scelta il più delle volte, ma si parte per necessità, e quando si è all'estero non si può scegliere di tornare, ma si è obbligati a dover restare. Bisogna lavorare a livello nazionale, a livello locale, a livello territoriale, perché questa mobilità diventi processo migratorio perfetto, che è fatto di circolarità. Quindi alle partenze devono corrispondere dei rientri, ma questi rientri non devono per forza essere di cittadini italiani o di persone del territorio. Ben venga
venga se così è, perché c'è anche un afflato e un affetto, un afflato umano e un affetto, ecco, che lega, ma bisogna rendere, ecco, questo il discorso che faceva prima il presidente Zanin, i territori anche in grado di attirare le competenze, attirare le professionalità e prendere quanto tutto di positivo c'è nel processo di circolarità. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Siamo noi a ringraziarti, Delfina, siamo a ringraziare la Fondazione Migrantes che fa questo lavoro di sussidiarietà, come le nostre associazioni fanno un lavoro di sussidiarietà rispetto alla Regione nel comparto dell'emigrazione, e non abbiamo tempo per fare domande, ma tutti hanno nella borsa il rapporto degli italiani dove troveranno descritto nei minimi dettagli quello che tu hai anticipato prima. Volevo solo dire a beneficio dei presenti che quando parliamo dei dati relativi all'area triestina e giuliana, nelle statistiche vengono riportati anche gli istriani che vivono in Istria e quindi sono emigranti autoctoni che vivono nel loro territorio, per cui c'è questa differenza nei numeri che vede magari Trieste sovraesposto rispetto a Udine. Noi adesso abbiamo da parte del Presidente Basso le indicazioni di servizio per il pranzo e per il pomeriggio. Grazie a te Delfina e a presto, arrivederci. Grazie a voi. Grazie per l'intervento. Mi raccomandava Carraro, mi pare che ci sono 5-6 auto stazionate negli stalli degli abbonati, non so se sono nostre, ma se qualcuno ha parcheggiato qua davanti, cioè nei primi parcheggi adiacenti all'ingresso, sono da spostare perché sono riservati agli abbonati, sono da mettere un attimino in fondo dove sono gli uffici. Possono essere vostre? Una forse? Due forse? Ecco, quindi adesso andiamo a pranzo, anticipiamo di un quarto d'ora, alle ore 14 siamo di nuovo qua e riprendiamo con Dileva. Va bene, grazie.